Tragedia sulla strada orientale. Un 66enne di Quartu è stato trovato senza vita nella sua auto dopo ore di ricerche. Un dramma che ha colpito la comunità tra Cardedu e Barisardo. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Oggi ti racconto una vicenda che ha scosso la nostra comunità, ma prima di ricostruire insieme l'accaduto e il gesto di estrema lucidità che ha compiuto il protagonista di questa vicenda prima di spegnersi, ti chiedo gentilmente di sostenermi con un like al video e iscrivendoti al canale. La vittima è Giancarlo Usai, 66 anni, originario di Villanova Strisaili ma residente a Quartu Sant'Elena. L'uomo, un ex infermiere, è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di domenica, proprio al posto di guida della sua vettura lungo l'orientale. Ma come ha fatto a restare invisibile per così tanto tempo? Secondo i rilievi, il decesso risalirebbe ad alcune ore prima del ritrovamento. Usai è stato probabilmente stroncato da un infarto fulminante mentre si trovava alla guida. Eppure, nell'istante fatale ha avuto una lucidità incredibile. Nonostante il dolore, ha fatto in tempo ad accostare l'auto a bordo strada prima di perdere i sensi. Un ultimo gesto di estrema attenzione che ha evitato conseguenze peggiori per gli altri automobilisti in transito tra Cardedu e Barisardo. I soccorsi del 118 e i carabinieri sono arrivati sul posto, ma purtroppo per il 66enne non c'era già più nulla da fare. È una storia che ci tocca da vicino, un uomo che ha dedicato la vita a curare gli altri, come infermiere, e che se n'è andato in solitudine su una delle nostre strade più percorse. Pensi che ci sia abbastanza sensibilizzazione sulla prevenzione dei malori alla guida? Unisci alla community con un like e iscriviti. Infine io ti ringrazio per la tua partecipazione. Un pensiero va alla famiglia di Giancarlo e alla comunità di Villanova Strisaili. Un caro saluto a te e un abbraccio. Ci vediamo al prossimo video.